Allora, Gianni Bacco risponde, tanto stanno arrivando tanti messaggi, li leggiamo tranquilli, li leggiamo tutti, questo lo leggo velocemente, poi le do la parola. Comprare casa per un investimento, l'affare più sbagliato per questa Italia. Fossimo in Svizzera o in Inghilterra, invece l'immobiliare ancora un ottimo investimento. Che ne dite, Filippo da Rosà? Allora, prima... Ci sono diverse questioni, da un lato la tassazione, da un lato perché l'adeguamento all'Europa viene visto come una vessazione oppure no, e adesso questo discorso qua, conviene comprare all'estero piuttosto che comprare in Italia, no. Insomma, che cosa ne pensate? Faccio il giro di tutti questa questione qua. Uno degli elementi più importanti per qualsiasi collettività, per qualsiasi nazione, è che i governi che portano avanti l'amministrazione di una nazione siano seri. Quando si dice seri si intende che siano in linea con ciò che promettono, quindi quando è appunto, allora i cittadini di questo hanno paura, ma non solo i cittadini italiani, hanno paura anche i cittadini stranieri che vorrebbero vedere l'Italia come un luogo di investimento per potersi comprare delle case, visto che abbiamo una natura, visto che abbiamo del mare, delle montagne uniche in Europa e in 1000 chilometri abbiamo tutto, non hanno fiducia delle cose che dovrebbero essere basilari, quindi l'imposizione fiscale, permettendo che le finanziarie che prevedono le patrimoniali sono dannosissime per tutti, perché vanno ad intaccare il valore patrimoniale, non le rendite immobiliari. Le rendite immobiliari oggi, ad esempio, il catasto è basato su un discorso di rendite calcolate, qualche anno fa sicuramente saranno revisionate, ma la rendita che potenzialmente un edificio va ad avere. Se invece io comincio che fine a se stesso lo erodo di anno in anno di un qualcosina, comincio una serie di mattoni a buttarli via, e questo non può piacere ad un investitore. La tassazione è giusto che ci sia per i servizi, per tutto quello che è da fare, ma non è giusto che sia incondizionata sul fatto che l'immobile abbia una rendita e abbia certi benefici. Teniamo presente che quando si costruisce un immobile, già sul costo di costruzione ci sono i cosiddetti oneri, quindi non è che ti danno poi qualcosa che non avevi pagato prima, molto probabilmente si paga continuamente. Allora i governi, tutti, dovrebbero essere molto attenti a dare fiducia attraverso imposizioni fiscali riunite, non balzelli di tutti i tipi, chiare, facili da capire, basate su una rendita catastale che è un dato certo, equilibrata e proporzionata. Allora sia i cittadini italiani sia i cittadini stranieri che vogliono comprare case in Italia premierebbero l'Italia come si stanno premiando altri paesi del Mediterraneo. Di fronte a noi c'è la Croazia che sta diventando un polo interessante, vicino a noi c'è la Spagna che sta addirittura tentando di dare la cittadinanza transitoria prima, definitiva poi, agli stranieri che comprano case in Spagna. Da noi addirittura è il contrario. Allora io dico, se è vero che vogliamo mettere mano al comparto edilizio, è vero che vogliamo mettere mano all'immobiliare nel suo totale, dobbiamo passare attraverso una serie di tecnicismi che poi la politica perfezionerà, ma se la politica vede l'immobile esclusivamente come un punto di riferimento fiscale, le cose non potranno mai andare bene. Chiaro. Per quanto riguarda poi il discorso degli edifici classificati, è nata male la comunicazione intorno a questo argomento, cioè la certificazione energetica deve essere inserita sui contratti di locazione o sugli atti di compravendita perché un cittadino prima di approcciare all'acquisto sappia cosa sta comprando, come il certificato di destinazione urbanistica per un terreno che se è terra da campo e non può diventare edificabile la paghi da terra agricola e non edificabile. Quindi il cittadino dovrebbe fare un percorso assistito da un consulente, e il vero consulente qui non è il tecnico specialistico che può esserlo, ma è l'agente immobiliare, perché nel momento in cui ci si rivolge, l'agente immobiliare non può più essere colui il quale indica il bene da vendere, deve capire cosa vuole un signore che compra, capire quali sono le esigenze di un venditore e seguirli professionalmente. L'intermediazione, cioè la parte commerciale del nostro mestiere, deve essere la parte culminante, che se è fatta bene la consulenza, l'intermediazione viene corretta, altrimenti c'è qualcosa che non va. Chiarissimo.
A lei, quindi un po' rispondendo al messaggio che parlava dell'adeguamento all'Europa, visto come una vessazione, quindi l'Europa dovrebbe in qualche modo contribuire. In realtà, spieghiamo bene. In realtà non è proprio così, nel senso che se io vado a ricostruire, mi piace molto che stiamo parlando di riqualificazione, che fosse l'obiettivo dei prossimi anni, anche perché di beni ce ne sono una montagna da sistemare. E non abbiamo più spazio, non abbiamo più terreno, lo stiamo consumando tutto. Se riqualifico o costruisco un edificio nuovo con una classe energetica vera, questo non è una sola imposizione dell'Europa che ha posto degli obiettivi per la riduzione dei consumi, ma dà due cose principalmente. Uno, una credibilità di quell'edificio quando un giorno dovessi andarlo a vendere. Per cui mi dà un valore aggiunto all'edificio. Quindi lo sto arricchendo, lo sto migliorando. Ok, non sto facendo solo quello che mi impongono. L'altro mi dà la possibilità di vivere bene dentro un edificio che è riqualificato bene, perché se lo riqualifico male butto via i soldi e ho problemi all'interno, in più dei consumi molto bassi, per cui i soldi che ho speso io per riqualificarlo, se i consumi sono realisticamente bassi, riesco anche a ripagarmi il mutuo, per cui è un aiuto. Mi costa meno. Mi costa meno. Spendo meno per mantenerlo, per riscaldamento, per raffrescamento. Un esempio, si può un edificio vecchio andare in classe A, adesso Casa Clima ha studiato anche un Casa Clima R per le riqualificazioni, perché non tutti gli edifici possono raggiungere obiettivi storici, come gli edifici storici. Ecco, è stato riqualificato un edificio qui a Padova dove da 85 metri quadrati un appartamento è diventato 135 con l'ampliamento del piano casa e consuma 450 euro di riscaldamento all'anno. Allora, è una casa clima R, è assimilabile a una casa clima A, anche se non è vero, cioè non è proprio una targhetta con la A, però uno quando ha speso dei soldi del mutuo poi riesce con quei pochi soldi della gestione della casa a ripagarlo quel mutuo. Se invece lo compro spendendo magari 10.000 euro in meno, però vado a spendere 900, 1000, 1200, 1500 all'anno, quei soldi lì io non ce li ho, insomma. Assolutamente, quindi questo è un altro aspetto. Ecco, l'altro discorso c'erano due altri messaggi, da una parte era proprio la tassazione, dall'altro si parlava anche del fallimento dell'impresa, quindi questa è un'altra questione toccante. Poi se tutti questi immigrati, forse questo era un costruttore, questo può dar speranza che siano dei nuovi acquirenti. Sentivo dopo Zaramella cosa dite. Sulla tassazione è troppo facile, è ovvio che noi la tassazione, tutta la gente ne ha paura perché l'Italia è il paese più tassato d'Europa, lo sappiamo in tutti gli ambiti, anche in quello immobiliare, anche se qualche politico dice di no, ma come diceva il collega Bacco, partiamo dagli oneri di costruzione alle imposte fisse sulla casa, adesso pare che vogliono togliere l'IMU sulla prima casa, ma comunque a onor del vero oggi anche il mercato si è un po' autoregolamentato, stanno tornando ad essere interessanti anche gli immobili a reddito perché abbassandosi i prezzi la rendita poi che può dare un immobile è diventata più interessante, quindi proprio a maggior ragione oggi io direi sì che è il momento perché l'immobiliare è tornata a essere competitiva anche a livello di reddito. Ci aiuta la normativa della cedolare secca, per cui sugli affitti si paga un'aliquota agevolata rispetto agli scaglioni IRPEF dell'altro patrimonio e questo sicuramente oggi con i prezzi così ridotti è tornato ad essere un investimento sicuramente interessante. Poi della tassazione abbiamo paura tutti a prescindere perché domani mattina il politico di turno si sveglia e la casa la può usare come un bancomat, perché questo è stato un po' il tema degli ultimi anni, ma oggi mi sento di dire che è proprio il momento giusto per investire, proprio perché i prezzi sono abbassati. Per quanto riguarda gli immigrati io non credo che questo rappresenti una grandissima opportunità, la vedo più come tipo gli incentivi sulle automobili che è un momento spot che oggi qualcuno ne potrà avere dei benefici, ma è un momento limitato, insomma. Trovo con piacere, e questo anche personalmente nella mia attività, nella mia azienda, che diciamo comunitari ma non italiani siano tornati dopo diversi anni a comprare casa, persone integrate, io parlo ovviamente non italiani ma sempre comunitari, che lavorano e quindi anche loro sono ritornati a cercare la casa e la comprano. Grazie ovviamente anche al discorso delle banche che sono più flessibili e anche questo è un tema, è un aspetto che erano anni che non si vedevano come clientela, ecco. Questo sì. Lei come la vede? Il tema della tassazione secondo me non è
Il problema è il cambiamento della tassazione, cioè qui ogni anno, in 4-5 anni hanno cambiato... Quindi l'instabilità che viviamo, esatto, è quello che frena, perché se guardiamo in valore assoluto non è neanche così esagerata. Ad esempio la ma si somma, perché effettivamente abbiamo affrontato una volta un intero capitolo su questo, con paesi esteri dove le tassazioni sono più alte, ma non hanno altre tasse sul reddito. Ma magari quella tassazione comprende tante altre cose, da noi invece si assomma quelle sul reddito, quelle sull'impresa, le abbiamo da tutte le parti, per cui la somma fa un totale che siamo fuori dalle logiche mondiali, abbiamo un primato fantastico, fuori dalle logiche mondiali come tasse. Le faccio un esempio, oggi sui comuni ad alta densità abitativa, che in provincia di Padova sono 3, Padova, Servazzano ed Abano, in questi 3 comuni è possibile fare un contratto di locazione con cedolare secca con un contratto 3+2. Questo tipo di contratto prevede una tassazione del 10%, penso la più bassa che esista, non è altissima. Ma che durata ha? Cioè una volta che uno fa il cambio, questa viene mantenuta oppure se è giunta quella resta fissa. così. Quindi se guardiamo quella, il problema è l'IMU, la Tasi, queste cose qua che poi ogni anno cambiano nome. Esatto. In realtà in valore assoluto noi le abbiamo quantificate, sono circa una mensilità e mezza del canone. Quindi se facciamo i calcoli, un 10% più un'altra mensilità e mezza del canone va via in tasse un 30, 32, 33%, non è così oneroso. Le faccio un esempio per portare numeri alla mano: oggi volendo si può comprare un appartamentino tranquillamente con 100.000 euro che può avere una resa di 5.500-6.000 euro, togliamo pure un 30%, 35% per far conto tondo, arriviamo ad avere una resa di un 4%, di 4.000 euro. La banca con 100.000 non vi dà 4.000 euro, neanche se volete, neanche se. Quindi oggi l'immobile rende, da quello che mi risulta, perché non ho investimenti in banca, ma da quello che mi risulta rende almeno 4 volte quello che rende la banca. Quindi è un investimento che conviene. Lo è assolutamente. Il problema è, come diceva prima il collega Gianni, è la non certezza, cioè lo straniero non investe qui perché dice ma qui è come se fosse in un terzo mondo, cioè andreste mai a investire chissà dove, no, perché hai l'incertezza che succeda chissà cosa. Da noi non succede chissà cosa, la proprietà per fortuna è mantenuta e non si tocca, niente da dire, però non sai mai quant'è l'imposta che devi pagare. Se ci fosse un'imposta certa, fissa, si comprerebbe. Le faccio l'esempio, c'è chi compra le case negli Stati Uniti che sono crollate, adesso sono ritornate su moltissimo, ma c'è chi compra appartamenti, che ne so, a Miami e New York, che hanno spese condominiali altissime, è come fosse una tassa, quindi chi vuole quel prodotto lo compra se sa che è quello, ma comprarlo senza avere certezze è un freno notevole. È un freno. Che poi secondo me l'hanno fatto apposta negli anni, perché da Monti in poi si è voluto proprio uccidere il mercato immobiliare per dare fiato alle banche. Sì, ma comunque hanno ucciso tutti i mercati. Poi non se non andiamo a analizzare che cosa è rimasto in piedi. Allora andiamo in pubblicità rapidamente, poi ritorniamo e vediamo di dare risposta anche agli altri messaggi.